E questa è Biodiversiton 2021 che Veneto Agricoltura e Regione Veneto vi propongono insieme anche con il Ministero per questa giornata nazionale della biodiversità agraria. Noi trasmettiamo qui da Legnaro, da Agripolis, dai nostri studi qui di Veneto Agricoltura, con noi per la terza ora che è dedicata alla biodiversità vegetale il dottor Michele Giannini, da adesso in poi Michele o Michele Giannini, il quale è uno dei dirigenti di Veneto Agricoltura che segue proprio questo settore e in particolare anche responsabile del progetto Bionet per Veneto Agricoltura. Allora per questo abbiamo dato, anche perché è un grande esperto di diciamo coltivazioni vegetali, di produzioni vegetali, quindi è chiaro che di questo si deve occupare. Ora vediamo anche un po' di capire a questo punto, visto che siamo in questa, di che cosa stiamo parlando, di che cosa parleremo in quest'ora, quindi cos'è la biodiversità vegetale. Prego, sì. Dottore. Dottore, prego Michele. Ok Mimo, allora, la biodiversità vegetale è una branca della biodiversità generale, diciamo così. Quella che è la biodiversità, l'abbiamo già sentito, è la diversità esistente nel mondo vivente. Nel caso specifico noi stiamo parlando di biodiversità agricola e all'interno della biodiversità agricola quella vegetale. Sostanzialmente potremmo dire che si tratta della variabilità biologica esistente fra le specie vegetali che vengono coltivate nello specifico. Poi bisogna anche addentrarci un pochino di più, perché quando di solito si parla di biodiversità, conservazione della biodiversità e caratterizzazione della biodiversità agricola, noi prendiamo in considerazione soprattutto le varietà, la variabilità presente che è in pericolo di estinzione oppure di erosione genetica, e di conseguenza ci si occupa fondamentalmente, chiudendo il quadro di che cos'è la biodiversità vegetale, delle varietà antiche che venivano coltivate in una determinata area, nel nostro caso specifico nella nostra regione, nel Veneto, e che del Veneto hanno preso anche le tradizioni e la storia. Poi all'interno di questa biodiversità vegetale la si può dividere in diverse categorie, branche. Potremmo prendere in considerazione le colture erbacee e lì all'interno delle colture erbacee partire con i cereali autunno-verdini o primaverili estivi. Allora c'è il grano, c'è l'orzo, il farro. Viceversa possiamo prendere in considerazione tra le colture erbacee anche gli ortaggi, e qui ci sono tutte le diverse tipologie di ortaggi, partendo dalle insalate per esempio, quindi dalle lattughe, dai radichi. I radichi nel Veneto sono una coltura molto importante e che ha un suo interesse. Fra le colture arboree i fruttiferi ad esempio, in primis il melo, il pero, e anche il pesco, per l'importanza che queste colture hanno avuto nel passato e anche per l'importanza che hanno oggi. Fra le colture arboree vi è anche la vite. E questo volevo chiederti, ne abbiamo parlato prima, sì. E quindi la vite che la vite, ovvero l'uva è il frutto della vite. Attenzione, ogni tanto pensiamo al vino, ma è chiaro, quindi fa parte dei fruttiferi anche la vite. Certo. No, non fa parte dei fruttiferi, è una parte, diciamo, è una coltura arborea, diciamo così. L'altra questione è che, a parte il fatto che il vino per il Veneto è fondamentale, perché voglio dire è il grande maestro, ecco, di tutta l'agricoltura veneta, intendendo dire anche che lì abbiamo in questo momento grandi soddisfazioni, però è vero anche che ci sono tutta una serie di varietà che forse bisogna riscoprire, approfondire, eccetera. Quindi parliamo di vite, sì. Parliamo ancora di vite allora. Prima di tutto perché si apre con la vite? Si apre con la vite fondamentalmente perché vi è una tradizione, come hai detto tu. Una tradizione che è iniziata parecchio tempo fa e anche perché la vite ha subito nel corso della sua storia diverse, diciamo così, disgrazie
L'ultima, una delle più importanti, è quella che è avvenuta fra la fine del 1800, almeno in Veneto, e l'inizio del 1900, quando una serie di patologie o di parassiti sono arrivati dall'America, quindi erano parassiti alloctoni, particolarmente hanno trovato un terreno fertile da noi, perché le viti che si erano sviluppate in Europa non erano resistenti a queste patologie. Cosa è successo quindi? Prima in rapida successione Oidio, Peronospora e Fillossera, e queste qui, come una percussione, un'azione di percussione come si fa nel rugby o quando si vuole abbattere un muro, questi qui hanno eroso una parte della biodiversità presente nel Veneto. Alcuni dei vitigni presenti si sono persi, altri sono diventati molto rari, però per parlarvi più specificatamente della ricerca di nuovi di vitigni antichi nel territorio e della loro caratterizzazione, abbiamo qui in collegamento il dottor Gardiman del CREA, Viticoltura e Enologia, che appunto ci parlerà di questo argomento. Spero che abbia il microfono aperto, perché fino a un secondo fa ce l'aveva chiuso, quindi verifichi, perché non la sentiamo, quindi verifichi cortesemente il microfono, per piacere. Sì, aperto. Ecco, adesso sì, benissimo. Sì, Allora, prima benissimo. avevamo Riccardo Velasco, direttore del CREA, adesso andiamo a Conegliano del CREA, prego, dottore. Bene, grazie mille per l'invito. Prendo con gran piacere il testimone di questa bellissima iniziativa e proseguiamo questa maratona tra i vigneti, appunto alla scoperta dell'agrobiodiversità viticola. Adesso io volevo condividere alcune immagini in modo da aiutare, insomma, a far vedere un po' anche al pubblico qualche immagine interessante. Allora, innanzitutto cominciamo a dire che la vite è caratterizzata da una grandissima biodiversità, e questo lo possiamo vedere facilmente solo osservando l'ampia variabilità di forme di foglie, delle dimensioni delle foglie, dei grappoli, del colore, delle forme di questi frutti della vite. Giusto per capire di cosa stiamo parlando quando diciamo perdita di biodiversità, giusto due numeri per farvi capire che al mondo si stima esistano circa 6.000 varietà. Di queste però solo 1.500 sono veramente coltivate. Di queste 15 varietà coprono metà di tutta la superficie mondiale a vite. All'interno di queste 15, 6 solo ne coprono un terzo. Questo vi dà un'idea di quante poche viti vengono coltivate rispetto a quante ce ne sono. Per quanto riguarda il Veneto, diciamo la storia e le fonti bibliografiche sono ricchissime e ci indicano che nel passato c'era veramente una ricchissima biodiversità viticola. Giusto per esempio, vi ricordo già qui siamo già nel 1600, l'Agostinetti ricorda nel suo 110 ricordi che formano il buon fattore di villa, ricorda già la Recantina, la Rabosa, la Marzemina, la Bianchetta, varietà che oggi conosciamo molto, molto bene. Successivamente già il Pollini, solo che nella provincia di Verona, elenca ben 82 diverse varietà coltivate. Analogamente e successivamente, sempre nel 1800, la Cervi riporta alcune varietà della provincia di Vicenza e le descrive anche molto bene e con precisione. Un altro bel lavoro storico è l'ampelografia della provincia di Treviso, che nel 1800, fine del 1800, descrive anche con un buon documentazione fotografica moltissime varietà che erano presenti nella provincia di Treviso, e alcune di queste le ritroviamo ancora oggi. Un altro bel esempio, abbiamo ricordato prima, è stato già ricordato qualche intervento, alcune zone in cui attualmente la viticoltura è molto limitata, ad esempio la provincia di Rovigo, ma nel 1884 vennero riportate anche qui circa 80
diverse varietà coltivate, e alcune di queste le abbiamo un po' anche recuperate e ne parleremo successivamente. Ecco, fortunatamente, come giustamente da dottor Giannini prima, moltissime di queste varietà sono state perse durante l'evoluzione della viticoltura e sono rimaste abbandonate in vecchi filari, presenti in pochissimi ceppi, in vigneti marginali, sotto le cure di qualche viticoltore custode che ancora le detiene. Diciamo che per contrastare questa perdita, già nel Veneto, già dal 1980, sono iniziate importantissime azioni di difesa di questa biodiversità, con molti progetti che riguardano il recupero di questi vecchi vitigni. Ancora oggi l'azione continua e vede impegnati gli enti appunto specializzati in viticoltura e enologia, diciamo in prima linea appunto il CREA, ma anche il Veneto Agricoltura, che nelle loro collezioni, qui vedete delle immagini della nostra collezione di Susegana, conserva proprio in questi laboratori a cielo aperto questa variabilità. La conserva e la studia. Questo materiale viene caratterizzato attraverso una descrizione ampelografica, sicuramente si fanno delle analisi genetiche, si valutano le attitudini agronomiche e produttive, si fanno analisi anche dei vini e si arriva anche poi giustamente alla degustazione del vino prodotto. Tutta questa mole di informazioni viene resa disponibile e divulgata al pubblico attraverso dei libri, dei articoli scientifici. Anche si fanno delle manifestazioni, come ad esempio, vedete un esempio al Vinitaly di un paio d'anni fa, sono state fatte appunto la presentazione di queste varietà. Adesso vedremo rapidamente una carrellata di questi vitigni recuperati, e alcuni di questi vitigni di cui parlerò, qualche fortunato avrà il modo di degustarli nel collegamento che ci sarà poi con l'agriturismo e la cascina. Cortesemente dovresti però un po', perché siamo veramente coi tempi stretti e sei già fuori. Siamo giusto velocemente la carrellata. Appunto abbiamo ricordiamo della provincia di Rovigo, la Benedina, la Mattarella, che sono state recentemente recuperate e saranno iscritte a brevissimo al registro nazionale. Nella provincia di Verona, la Bigolona, che viene ricordata come una di quelle che utilizzate per fare un vin santo tra i migliori, ma abbiamo anche la Cabrusina con dei grossi grappoli molto interessanti. Passiamo tra le province di Treviso e le province di Venezia, il Grappariol, che questo sta avendo un grande interesse commerciale attualmente, già da alcuni anni, ma anche la Rabosa Bianca, che è stata appunto, verrà iscritta brevemente anche questa. Siamo tra le colline del Montello e i Colli Asolani, ricordiamo le recantine, la recantina Forner, la recantina Peccolo Rosso e la recantina Peccolo Scuro, anche queste molto interessanti. Passiamo alla provincia di Vicenza, la Gruaia, questa è già diventata prodotto di punta di alcune cantine, anche la Pattaresca del Padovano. Tutte queste attività sono possibili grazie all'impegno appunto di ricercatori e tecnici, ma anche l'attività finanziata appunto da alcuni progetti. Bionet l'abbiamo ricordato molto prima, ricordiamo anche il progetto RGVFAO, che deriva proprio dalla ratifica del Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, e l'obiettivo appunto è quello di iscrivere questo materiale e renderlo disponibile in modo da recuperare queste tradizioni. Grazie Massimo per il tuo intervento. Grazie. Interessante, anche se diciamo così non tecnicamente, spero che sia stato possibile vederlo, noi le abbiamo apprezzato. Ricordiamoci comunque che l'allargamento della base ampelografica, che significa la possibilità di utilizzare diverse varietà di vite in un determinato territorio, non ha solo il significato legato al fatto di poter coltivare varietà nuove, varietà antiche ma in qualche modo nuove di vite in un determinato territorio, ma anche quello di moltiplicare le possibilità di nuovi gusti, nuovi aromi e dell'aspetto enologico anche innovativo che può nascere da queste varietà. E chi ci parla di queste cose? Ci parlerà il nostro collega Soligo. Gli lascio il posto, prego. Buongiorno ecco. Michele. Grazie. Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Ecco. Stefano,
Riguardo al tuo lavoro, tu lavori al centro regionale per la viticoltura e l'enologia di Conegliano, di Veneto Agricoltura. Lì fate microvinificazioni. A cosa servono le microvinificazioni? Ecco, prendendo un po' base dal discorso che il dottor Gardiman ha fatto, ci siamo domandati perché alcuni vitigni che noi chiamiamo storici, antichi, sono scomparsi e alcuni sono rimasti. Alcune delle caratteristiche che noi possiamo vedere erano che ovviamente tempo fa il gusto del consumatore era diverso e alcune di queste varietà o avevano produttività molto alta ma qualità abbastanza scarsa dei vini, oppure il contrario, producevano molto poco e vini molto strutturati, o addirittura le tecniche enologiche usate, non essendo ovviamente paragonabile all'innovazione che possiamo avere adesso in viticoltura, producevano dei vini, chiamiamoli molto rustici, molto acidi e con contenuti tannici molto importanti. Le vinificazioni quindi servono esattamente a questo. Noi ricordiamo che se parliamo di vecchi vitigni, abbiamo tutta una parte di vecchi vitigni che in Veneto sono ancora ossatura piuttosto interessante delle nostre denominazioni di origine. Facciamo i nomi di Glera, ma delle Corvine per tutta la Valpolicella e l'Amarone, delle Garganeghe per il Soave e così via, varie altre. Ma tante altre che, come il dottor Gardiman elencava, di tutte quelle elencate sono andate via scomparendo. Perché? Perché hanno delle caratteristiche particolari. Possiamo vedere che sono vitigni tutti abbastanza, non importa, hanno poca fertilità basale, quindi necessitano di potature molto lunghe, hanno una maturazione medio-tardiva, quindi in periodi in cui, vabbè, che il cambiamento climatico sta un po' cambiando le cose, ma fino a qualche tempo fa, in cui iniziavano piovosità e quindi problemi di tipo sanitario, e quindi erano importantissime le condizioni di coltivazione. Semmai le varietà autoctone, se si parla di terroir, sono molto legate al territorio, queste che sono autoctone minori sono ancora più legate al territorio, quindi anche in grado di dare dei prodotti esclusivi, sempre che noi raggiungiamo il momento giusto della raccolta e troviamo delle metodologie di vinificazione in grado di sopperire a determinate caratteristiche, per esempio la rigidità cellulare, quindi il momento esatto della raccolta. Avanti, prego. Quindi le vinificazioni vengono svolte proprio per capire di unire all'innovazione tecnologica che ormai c'è, l'uso della temperatura, di varie altre cose, legate a questi vitigni in modo da poterli rendere abbastanza unici nel territorio. Ci sono degli esempi? Ho portato solamente a titolo esemplificativo questa slide che mette in paragone le quantità di sostanze coloranti e di polifenoli che abbiamo in un Merlot, che è il primo a sinistra, rispetto ad alcune di queste varietà. Vedete l'abisso che c'è, ma perché vi dico della difficoltà e quindi del trovare il momento giusto della vendemmia? Perché si è notato che mentre il Merlot, come quasi tutte le varietà diciamo internazionali che si sono affermate, hanno l'evoluzione degli zuccheri che è paragonabile all'evoluzione delle sostanze polifenoliche, quindi mi basta guardare il parametro zuccherino per poter andare a vedere che i polifenoli sono maturi. In questo caso queste varietà sono caratterizzate dal fatto che non hanno questo automatismo, quindi diventa importantissimo, per fare un esempio banale, seguire questo tipo di. Per i bianchi si può dire che sono tutti caratterizzati da una certa acidità, da un grado zuccherino naturale non altissimo, che può arrivare fino al massimo ai 12 gradi, almeno nella nostra esperienza. Questo cosa pone già delle caratteristiche che sono ottime, per esempio, per la spumantizzazione. Intanto ti ringrazio Stefano, abbiamo capito su che cosa lavori e soprattutto quale sia l'importanza di introdurre innovazione anche in questi vitigni antichi. Ora però cambiamo argomento e ti invito a vedere due filmati legati ad alcune biodiversità, in questo caso frutticole, in particolare una inserita all'interno di un IGP, l'IGP della ciliegia di Marostica, e una invece che è
una mela molto particolare coltivata solo in aree molto ristrette del Bellunese. Si tratta di due agricoltori che svolgono con passione questo lavoro. Provo a dar via il filmato. Grazie Michele, saluti a tutti. I nostri nonni, i nostri genitori hanno da sempre coltivato il ciliegio perché è una zona dove ha queste caratteristiche, un clima positivo, non è mai tanto freddo d'inverno e mai tanto caldo d'estate, quindi un clima mite dove la pianta del ciliegio si trova bene, è una pianta molto delicata. I miei nonni e i miei genitori avevano in questa azienda praticamente 3 colture, il ciliegio, la vite e la zootecnia, le vacche da latte. Poi in questi ultimi anni abbiamo preso in mano, io e mio fratello, l'azienda, assieme a mio papà che adesso purtroppo è mancato, e abbiamo cercato di specializzarsi un po'. Abbiamo puntato sul ciliegio e difatti è la strada giusta perché evidentemente si può specializzarsi bene. Abbiamo cercato di valorizzare questo prodotto tipico del territorio, la ciliegia di Manostica. E nei primi anni, nel 1998, abbiamo richiesto il marchio IGP per tutelare e valorizzare questo prodotto tipico locale, che è un prodotto di alta qualità perché se pensa che una delle prime ciliegie, la Sandra, è nata in questo bosco da un agricoltore che si chiamava Bertollo Alessandro e ha trovato nel bosco, quando andava nel periodo invernale, primaverile, a far disboscare le piante per pulire il bosco, una piantina con poche ciliegie ma belle grosse, 15 giorni prima di tutte le altre. Ecco, diciamo che sono stati per primi loro a mettere a divulgare questa varietà. Questo è il castello inferiore della città di Manostica, sono 2 castelli, e sotto in questo porticato si organizza da 71 anni la mostra provinciale dei ciliegie. Ogni produttore che partecipa, andare alla mostra significa portare le ciliegie migliori, postarle una per una, varietà per varietà, quindi è un'iniziativa promozionale meravigliosa evidentemente, che fa apprezzare il prodotto tipico assieme alla bellezza di questo castello da un punto di vista architettonico che è ammirato in tutto il mondo. La strada della qualità rappresenta la carta vincente in tutti i comparti dell'agricoltura, credo non solo dell'agricoltura. Sempre di più bisogna puntare ad avere prodotti sani e genuini da offrire ai consumatori. Dall'analisi del terreno, dell'acqua, della caratteristica del territorio, la biodiversità ti consente di produrre un ambiente sano e questo è importante perché nella globalizzazione dei mercati dove tutto arriva e non sappiamo di che cosa vengono trattati i prodotti, avere nel territorio veneto dei produttori che si impegnano attraverso la biodiversità significa dare una garanzia aggiuntiva ai consumatori veneti e italiani. L'onorevole Zue, che è stato anche parlamentare, bravissimo, cosa c'è Giannini adesso? Il Pomprusiano, con Giovanni Muretton, che è il suo portatore, o meglio, quello che lo ha portato alle... Io che ero bambino mangiavo le mele cotte sempre mangiavo, anche di notte. È un simpaticone, mi diceva mia nonna. La mela prussiana è una mela che nessuno la vuole perché è deformata, è grande o piccola, l'industria non la vuole anche a produrre, è difficoltosa a produrre, non si conserva più di tanto, non la vogliono e noi facciamo anche fatica a venderla. Solo gli amatori vengono a comprarla, sanno che è sana, non è trattata e sembra che abbia delle caratteristiche molto superiori alle altre varietà di mela. Ecco, questa mela, oltre che non avere il manico, cambia anche colore maturando, perché adesso è rosso scuro e verde, poi diventa giallo, il verde diventa giallo e il rosso scuro diventa arancione. Quella è la maturazione della mela.
questa mela ha fatto miracoli per il paese nostro, perché lo ha salvato. La mela appunto ha fatto sì che si apra il bar, il ristorante, l'albergo diffuso, è nato il consorzio. Adesso viene tanta gente a comprarla e quindi conosce il paese, ritorna, tutti gli anni ritornano ad acquistare le mele perché le hanno trovate buone, gustose, sane, genuine. Le mele, quelle belle, vengono vendute fresche ai clienti, e invece quelle brutte, piccole, ammaccate, Adesso ho finito qua. vengono trasformate. E abbiamo la marmellata di mela, e c'è 150 grammi di mela per fare 100 grammi di prodotto. Poi facciamo la mostarda, che si accompagna molto bene con i formaggi. Con la mela si possono fare anche le mele secche, e qui ci sono 2 mele e mezza. Dallo a un bambino un sacchettino così, mangia 2 mele e mezza. Appunto questi filmati, ma i nostri tempi sono veramente tremendi, però dobbiamo parlare di questo perché già il filmato ci ha detto delle cose, però ci sono, mi pare, delle ricerche della professoressa Guzzo sulle qualità nutrizionali. Sì, vero? questi 2 filmati sono tratti dal lavoro fatto da un progetto di un po' di anni fa, ma ancora attualissimo. E abbiamo sentito che, almeno lo citava, la mela prussiana aveva delle qualità particolari. E allora oggi vi parlerò appunto brevissimamente delle qualità nutrizionali e nutraceutiche di alcune delle biodiversità frutticole del Veneto. In particolare vedete sulla slide, in questo caso si parla di ciliegio e si parla di 3 varietà tipiche del Veneto. Abbiamo sentito parlare prima della Sandra e della Roana e della Sandra tardiva. La Sandra ha diversi cloni nel passato. Vedete che l'immagine deve essere presa in modo molto visivo, diciamo così. Vedete che c'è una mappa a colori e potete notare come queste varietà si differenzino per alcuni aspetti nutrizionali rispetto alle altre varietà che normalmente vengono coltivate, in questo caso specifico nella IGP di Marostica. Parlando invece di mela prussiana o di pom prussiano, come si chiama, potete notare subito che per quello che riguarda i polifenoli, questi qui sono particolarmente alti rispetto alle altre mele normalmente coltivate. Si tratta di un aspetto decisamente varietale, perché negli anni continua a permanere, questo è un esempio, continua a permanere questa caratteristica, e la conseguenza è quindi che lo vedete anche qui, in questo caso stiamo parlando di molecole con elevata attività antiossidante, diciamo così che in termini generali fanno bene. La mela prussiana si differenzia nettamente rispetto alle altre varietà che vengono normalmente coltivate. Rapidissimamente vi posso dire quindi che la biodiversità, in questo caso frutticola, ma non solo, differenzia anche o può differenziare anche la nostra dieta. La nostra dieta e ciò che possiamo mangiare, e anche la dieta differenziata può contribuire alla nostra salute. E su questo allora possiamo anche forse approfondire qualcosa. Mi pare che ci sono degli studi che proprio Veneto Agricoltura nel suo centro di Thiene sta portando avanti. Certamente, anche se Thiene sta facendo tutta una serie di lavori, l'Istituto Agroalimentare di Veneto Agricoltura sta facendo una serie di lavori che riguardano appunto la parte agroalimentare, ma in questo specifico momento quello che mi interessa è soprattutto mettere il dito su uno dei problemi che si ha quando si va alla ricerca delle nuove varietà. Delle nuove vecchie varietà, o meglio, quando si ricerca sul territorio queste rarità.
Una delle cose che cui spesso si trova di fronte è quella di avere varietà, uguali varietà che abbiano nome diverso, prendano un nome diverso in località differenti, oppure viceversa, varietà che hanno nomi simili o uguali e invece si tratta di cose completamente diverse. Qui Questa ci aiuta. immagine cosa ci dice? No, questa immagine è legata alla parte precedente dei polifenoli. Quello che mi interessa invece è mettere il dito appunto sul fatto che attualmente la tecnologia ci aiuta e ci può, tramite l'analisi genetico-molecolare, aiutare proprio a discernere i dubbi collegati a queste omonimie o sinonimie delle varietà. In particolare vediamo un intervento del biologo molecolare che lavora a Thiene proprio riguardo l'analisi genetica delle mele. Vediamo. Se riuscissi. Eccolo qua, Alberto Storti, prego. All'interno del progetto Bionet mi occupo della caratterizzazione genetica delle vecchie varietà di melo, utilizzando i campioni che vengono prelevati all'interno di più collezioni all'interno della regione Veneto. Abbiamo quindi la collezione di Veneto Agricoltura, della collezione dell'Istituto Bentegodi di Verona, dell'Istituto Parolini di Bassano del Grappa e dell'Istituto della Lucia di Feltre. Il compito della biologia molecolare è di andare a caratterizzare geneticamente le vecchie varietà di melo attraverso un processo e attraverso una metodica chiamata microsatelliti. Che cosa sono i microsatelliti? Sono in realtà delle regioni altamente conservate all'interno del genoma del melo. Utilizzando queste metodiche molecolari riusciamo a discriminare le singole varietà di melo. Qual è lo scopo e l'importanza di questo? Andare a studiare e a conservare e preservare la biodiversità, in quel caso qua del melo. Al mondo sono descritte circa 7.000 varietà di mele, ma di queste nel mondo attuale sono coltivate e commercializzate solo 7-8 varietà di mele. Quindi tutto l'aspetto della biodiversità e l'aspetto salutistico e nutrizionale sono ancorate a queste 7 varietà di melo. Il nostro compito sarà quello di studiare queste varietà di melo e reintrodurle laddove sarà possibile nel campo e nel mondo economico. Fanno delle cose molto interessanti a Thiene, ma delle cose molto interessanti fa anche l'università. Io passerei i cereali, ma una cosa che mi incuriosisce sempre, perché è una cosa, voglio dire, è una ricerca che viene fatta ultimamente con grande attenzione, sono quelli antichi. Certamente. Allora, per parlarci di questo argomento abbiamo invitato il professor Teofilo Vamerali dell'Università di Padova. Venga al mio posto, io vi lascio campo libero. Ecco. Grazie. Mi dispiace, fra parentesi, ma oggi proprio mi sono alzato con una brutta sciatica e quindi devo star seduto, non c'è niente da fare. Teofilo, intanto grazie di essere venuto. Io so che voi vi state occupando di un progetto finanziato dal PSR che ha uno strano acronimo, si chiama Revavilov-GRA. Vavilov è stato un importante studioso che ha lavorato molto sulla conservazione della biodiversità. In questo caso specifico di cosa si occupa il progetto? Allora, grazie intanto dell'invito. Il progetto ha un acronimo giustamente particolare, Revavilov-GRA. Revavilov è stato forse un antesignano della biodiversità vegetale. E abbiamo richiamato questo acronimo per sottolineare i contenuti di questo progetto che sono riferiti al recupero e alla valorizzazione di vecchie varietà venete di grano. Il progetto vede coinvolti diversi partner, il partner coordinatore è Coldiretti regionale, c'è l'Università di Padova con il nostro Dipartimento DAFNAE, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti e Risorse Naturali e Ambiente, e abbiamo il Mulino Rachello di Treviso e lo Studio 3A che ci aiuta nella parte, diciamo, amministrativa e di divulgazione dei risultati. Ci occupiamo appunto di recuperare vecchie varietà di frumento. E quali sono le esperienze che avete fatto?
Allora, diciamo che partiamo da una riserva genetica molto importante qui in Veneto, che è quella dell'Istituto Strampelli di Lonigo. Sì. Per dare un'idea, lì sono conservate più di 280 diverse varietà, cessioni di frumento. È un numero gigantesco se pensiamo che attualmente nel 2021 sono registrate al Registro Nazionale delle Varietà come varietà coltivabili di grano tenero circa 350-360, quindi è un numero enorme quello di cui disponiamo. Da questo grande bagaglio di risorsa genetica abbiamo ricevuto un nucleo di seme molto piccolo di 1-2 kg all'inizio del progetto, e con l'aiuto di diversi agricoltori associati a Coldiretti siamo riusciti a moltiplicare il seme, e per alcune di queste varietà, come per esempio il Piave, il Canove è un grano tipico dell'altopiano di Asiago, siamo già arrivati ad alcuni quintali di semente che stiamo riproducendo nuovamente per poter arrivare in coltivazione. Quindi fare delle prove sperimentali. Sì, diciamo che oltre all'aspetto di moltiplicazione del seme, perché ovviamente il quantitativo iniziale era molto piccolo, ci stiamo anche occupando di mettere a punto la tecnica di coltivazione di questi grani antichi, che li vediamo, diciamo, idonei per la coltivazione in biologico, quindi la tecnica che stiamo mettendo a punto è riferita all'agricoltura biologica. Quindi c'è anche dell'innovazione, pertanto, anche se si tratta di varietà antiche. Esattamente. Allora, il termine varietà antica è un termine un po' forse abusato. Mi sono anch'io documentato, ho cercato di trovare la migliore interpretazione possibile. Di fatto possiamo considerare varietà o grani antichi tutti quei frumenti che erano coltivati fino all'inizio del 1900, che non sono mai stati sottoposti a miglioramento genetico. Poi diciamo, il padre fondatore della genetica del frumento è Strampelli, Nazareno Strampelli, che utilizzando una varietà locale, il cosiddetto Rieti, Sì. Attraverso gli incroci, è stato il primo diciamo, fautore degli incroci in frumento, ha dato origine poi a tutta una serie di nuove varietà che hanno presentato caratteristiche produttive sicuramente migliori, aumentate, ma che ci hanno portato poi negli ultimi anni anche a una sorta di omologazione dei frumenti. Abbiamo puntato molto sulla produttività del frumento e su diciamo, le caratteristiche tecnologiche più idonee alla trasformazione in pane, biscotti e altri prodotti. Ho capito. So che il progetto sta per finire. Puoi anticiparmi un risultato? Sì, allora qualche risultato. Allora, abbiamo prodotto molta semente, quindi riusciremo presto. È già un bel risultato. È già un bel risultato. Dal punto di vista agronomico abbiamo cercato di ridurre alcuni problemi di questi grani antichi, che è la taglia molto elevata. Per esempio stiamo avendo dei risultati molto interessanti con uno sfalcio precoce a fine febbraio. Abbiamo provato anche il rame, che è ammesso in agricoltura biologica, però l'effetto brachizzante del rame è stato molto modesto. Abbiamo trovato le densità di semina più idonee, che sono meno della metà rispetto a quelle utilizzate oggi per le varietà moderne, e anche i dosaggi più adeguati di fertilizzanti, in particolare per l'azoto, che sono sicuramente molto più modesti. Adesso so che tu non ti occupi specificatamente di panificazione, ma puoi dirmi qualcosa anche delle Allora, i risultati che ci ha elaborato il Mulino Rachello sono veramente incoraggianti, perché sebbene questi frumenti abbiano una forza degli impasti diciamo, che li fa identificare come frumenti biscottieri, tuttavia nelle prove di panificazione che abbiamo fatto con alcuni frumenti in particolare, usando delle velocità di impastamento moderate, dei tempi di impastamento ridotti, siamo riusciti ad avere dei volumi di panificazione veramente interessanti, quindi ci dà conforto nel proseguire in questa attività. Quindi ancora una volta si vede come la biodiversità, quindi la riscoperta di queste varietà, fra virgolette, antiche, non fa altro che aumentare anche la diversità dei gusti e delle possibilità di creare cibo diverso e
collegato al territorio, in modo specifico con degli aromi diversi e anche probabilmente con delle proprietà nutrizionali diverse. Superiori. Anche superiori. Io mi limito a dire diverse. Il contenuto proteico, per esempio, abbiamo evidenziato, è nettamente superiore in alcuni casi a quello delle varietà moderne. Poi il glutine di questi grani antichi non ha la forza, diciamo, e l'estensibilità che ritroviamo nelle varietà moderne, ma, ripeto, adottando l'appropriata tecnologia, riusciremo a produrre dei pani veramente paragonabili a quelli come volume, ovviamente. Teniamo a conto quelli... poi del fatto che il glutine adesso non è che vada così di moda, no? Purtroppo è causa molto spesso di intolleranze alimentari, la celiachia, ma anche il glutine, così complesso com'è nelle varietà moderne, può dare delle intolleranze anche diverse rispetto a quelle della celiachia. Il glutine meno complesso di queste vecchie varietà, verosimilmente, ma qui ci vogliono ovviamente degli approfondimenti medici e nutrizionali. Non è il nostro campo, diciamo. Non è il nostro campo, ma sicuramente potrebbe essere una prosecuzione delle attività future. Ci può dare dei prodotti, diciamo, più compatibili anche col nostro organismo. Grazie intanto, interessantissime queste notizie che mi hai dato e anche queste anticipazioni, perché credo non siano ancora scritte da nessuna No, non parte. ancora. Quando finisce il progetto? Allora, abbiamo la scadenza ad aprile del 2022, vedremo se c'è una piccola proroga legata ovviamente alla situazione sanitaria. pandemica, però insomma siamo all'interno del terzo anno diciamo, di attività del progetto che, come giustamente hai riferito, è finanziato dalla Regione Veneto sulla misura 16.2. Bene, va bene. Abbiamo parlato di cereali fino adesso però vi ho detto prima ci sono tantissime tipologie di vegetali che vengono coltivate. Adesso vorrei cambiare argomento e parlare di ortaggi e in particolare vorrei presentarvi due piccole schede, due ortaggi tipici del Veneto. Il primo è legato alla DOP dell'aglio polesano, che si basa appunto su un biotipo di aglio veneto selezionato dagli agricoltori veneti, in particolare appunto del Polesine, e invece l'asparago bianco di Bassano, anch'esso all'interno della DOP del Bassano, del bianco di Bassano, asparago bianco di Bassano, che ha una varietà, o meglio un insieme di discendenti della varietà chiaro di Bassano o bianco di Bassano. Cerco di agevolare i filmati e spero nella tecnologia. La produzione dell'aglio in Polesine si fa risalire al tempo dei Romani, che con le loro opere di bonifica hanno fortemente modificato la conformazione idrogeologica del territorio, caratterizzato dalla presenza di suoli fertili situati tra i due fiumi che lo delimitano, il Po a sud e l'Adige a nord, in provincia di Rovigo. La tipologia dei terreni, il clima temperato e asciutto e la diffusa presenza di aziende a conduzione familiare hanno fatto sì che negli anni l'aglio assumesse una notevole importanza per il Polesine. L'aglio bianco polesano DOP presenta bulbi di forma rotondeggiante regolare, leggermente appiattita alla base. Il colore è bianco brillante, senza striature di altro colore. Il profilo aromatico è unico, meno pungente e più persistente rispetto alle altre varietà, con gradevoli note di erba appena tagliata e sapore dolce fruttato. La produzione dell'aglio bianco polesano DOP avviene con ciclo di coltivazione annuale. La semina viene effettuata nel periodo che va dal 1 di ottobre al 31 dicembre, mentre l'inizio della raccolta avviene tra la fine di giugno e la prima decade di luglio. La raccolta si effettua mediante taglio netto dello stelo, asportando del tutto l'apparato radicale o lasciando solo la sua parte apicale. I bulbi vengono quindi sottoposti a essiccazione naturale o mediante sistemi di ventilazione di aria riscaldata. Durante il confezionamento i bulbi vengono intrecciati a mano con il loro stesso stelo e legati con spago, raffia o altro materiale idoneo. Il disciplinario ne consente la frigo conservazione.
L'asparago bianco di Bassano DOP viene prodotto nei comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del Grappa, Romano de Zellino, Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta e Marostica, in provincia di Vicenza, un territorio caratterizzato da terreni aventi una buona permeabilità. La coltivazione dell'asparago in questa zona ha origini antiche. Documenti della Repubblica Serenissima del primo Cinquecento descrivono l'asparago come cibo nobile, offerto nei banchetti ad ospiti di gran riguardo. L'asparago bianco di Bassano DOP presenta turioni di forma allungata, ben formati, dritti, interi, con apice serrato. Il colore è bianco con eventuali sfumature rosate. Al consumo i turioni non devono mostrarsi vuoti, né spaccati, né pelati e né spezzati. Devono presentare bassa fibrosità ed essere teneri. I terreni di coltivazione vengono preparati nell'autunno che precede l'impianto. La profondità dei solchi deve mantenersi intorno ai 15-20 cm e l'orientamento consigliato è quello nord-sud, secondo l'andamento dominante dei venti dell'area della Valsugana. Per evitare l'esposizione alla luce del sole e ottenere la tipica colorazione bianca, i torioni, ovvero i germogli carnosi, sono coltivati sottoterra e ricoperti da teli scuri. Gli asparagi vengono raccolti a mano nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 15 giugno. L'asparago bianco di Bassano DOP è facilmente deperibile, per questo va conservato in maniera corretta e consumato entro pochi giorni dalla raccolta. Per mantenere inalterate le sue caratteristiche qualitative è opportuno immergerlo in acqua ad una temperatura compresa tra 6 e 8 gradi ed evitare l'esposizione prolungata alla luce e all'aria. L'asparago bianco di Bassano DOP è commercializzato in mazzi, ciascuno legato con un giovane ramo di salice, di peso compreso tra il mezzo chilo e i 3 kg, con la posizione di un contrassegno fissato con una chiusura non riutilizzabile, riportante il marchio Asparago bianco di Bassano DOP. Eccomi qua, ho fatto cenno alla regia che mi aprissero il microfono e rientriamo noi qui dagli studi di Veneto Agricoltura qui a Legnaro, a cui noi stiamo diffondendo Biodiversiton. Volevo dirvi a proposito di questi filmati, ringraziamo Francesca Lai che è la voce, ecco, di questi filmati. Questi filmati fanno parte di questa iniziativa che Veneto Agricoltura sta facendo di valorizzazione delle DOP e delle IGP venete, e quindi ogni venerdì, diciamo dalle 11 in poi circa, noi stiamo presentando ogni settimana un prodotto. Quindi se per esempio domani dopo le 11 vi agganciate o su YouTube di Veneto Agricoltura o su Facebook, anche su Twitter c'è il link, tutto quanto, vedete i prodotti che di volta in volta noi proponiamo. Oppure se andate sul sito, sul canale YouTube di Veneto Agricoltura, lì ci sono postati quelli che abbiamo già in qualche maniera seguito. Però non abbiamo terminato, c'è ancora con noi Michele Giannini, e un'altra caratterizzazione mi pare sia stata fatta riguardo all'aglio, vero? Sì, in particolare quell'aglio polesano che abbiamo visto adesso. Fu un lavoro fatto, devo dire la verità, un po' di tempo fa, assieme agli agricoltori locali. Facemmo a Po di Tramontana una selezione del biotipo di aglio polesano. Per chi non lo sapesse, il centro Po di Tramontana a Rosolina è uno dei 15-16 centri di Veneto Agricoltura, appunto, dove si seguono ovviamente le colture orticole. Ebbene, quella volta lì, andando a verificare quelli che sono la biodiversità all'interno dell'aglio polesano, riuscimmo assieme agli agricoltori a identificare un particolare clone di aglio che è stato iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Ortaggi con il nome di Avorio. Avorio, perché? Per il suo colore particolare. Ecco, appunto, tenete conto appunto che l'aglio polesano è un aglio storico, è un aglio anche molto particolare, dolce però molto significativo, e quindi è un bell'aglio. Ecco. Allora, noi siamo verso la fine, vero, del nostro percorso, sì, sulla tappa numero 3 dedicata alla biodiversità vegetale di Biodiversiton. Quindi in sintesi cosa possiamo dire? Beh, guarda, la prima cosa che devo dire a tutti quanti è che mi dispiace perché un'ora non è bastata
a far vedere tutta la biodiversità o gran parte della biodiversità. Ne abbiamo visto solo un pezzo della biodiversità vegetale, agricola, agraria del Veneto. Tantissimi sono anche gli altri prodotti, in particolare vi ho parlato prima dei radicchi, e anche quella è una parte molto importante sia per l'economia ma anche per la biodiversità che vi è all'interno di questa specie. Però il tempo, ahimè, è tiranno, e quindi io direi di salutare i nostri spettatori e lasciarli alla parte successiva, che se non sbaglio dovrebbe essere la biodiversità animale. Allora arriverà, sì certo, arriverà Alberto Sartori, il dottor Alberto Sartori, che ci condurrà, ecco, sulla strada della biodiversità animale. Adesso però, come vi ho detto alla fine di ogni ora, noi vi mandiamo la sigla, dopo la sigla stacchiamo Facebook per qualche minuto per poi riprendere alle 11 in punto, appunto, con la biodiversità animale. Grazie a Michele Giannini, al dottor Michele Giannini, ci ritroviamo qui tra 5 minuti esatti. A dopo.